Mm. 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 Come si fanno le graffe napoletane? Semplicissime ma belle, gonfie, bombate. Vi mostro anche come realizzare la graffa con il bordino bianco in cottura, quello che fa venire proprio la voglia di addentare la graffa. Impastiamo in planetaria facilmente, ovviamente è un impasto semplicissimo. Mettiamo il gancio, inseriamo il mix delle due farine o una farina zero, inseriamo anche sale e zucchero, la scorza di arancio e limone grattugiato, il burro a temperatura ambiente, vedete, è cremoso, non deve essere troppo duro, altrimenti difficoltà nell'inserimento con l'impasto. Mettiamo le due uova. Adesso nel latte sbricioliamo mezzo cubetto di lievito e lo andiamo a sciogliere. Inizialmente inseriamo la metà del liquido. Adesso possiamo azionare la macchina velocità media. Aspettiamo che l'impasto diventa abbastanza omogeneo per inserire il resto dei liquidi. Adesso possiamo inserire in due fasi il restante liquido e il lievito. Aspettiamo che l'impasto si asciughi e inseriamo l'altra parte di liquido. Adesso rallentiamo la marcia e mettiamo il restante liquido. Vi ricordo che per fare le graffe napoletane con patate vi lascio il link in descrizione o nel mio primo commento. Aspettiamo che l'impasto rimane attaccato al gancio e sarà pronto. Dopo circa 10-15 minuti l'impasto è pronto, si è staccato dalle pareti, ci aiutiamo con farina, è pronto, lo stacchiamo dal gancio, diamo una pirlatura in questo modo, guardate com'è liscio. Mettiamo un po' di farina in un contenitore e lo mettiamo all'interno, copriamo sempre con pellicola trasparente. Adesso facciamo raddoppiare, se non triplicare, il volume dell'impasto. Mettiamo in un ambiente caldo non superiore a 30 gradi. L'impasto è raddoppiato, se non triplicato, di volume e voilà. Mettiamo su un tavolo. Vi ricordo che per realizzare l'impasto delle graffe a mano vi lascio il link in descrizione o nel mio primo commento. Diamo una piccola pirlatura per avvolgere l'impasto. Facciamo 9 graffe da 100 grammi. Ovviamente io le vado a pesare i pezzi, facciamo 9 pezzi. Ottenuti i pezzi, pesati i pezzi, andiamo a dare una forma, ad arrotolare un po' i pezzi per non farli essere troppo di forma anomala. Ogni volta che si parla di graffa a Napoli, tutti abbiamo nel cuore il nostro Luna Park, cioè l'Edellandia, quindi ci viene in mente sempre questa ciambella con questo impasto. Già dall'entrata si sentiva l'odore di questa graffa napoletana, quindi associamo sempre la graffa a questo magico Luna Park. Adesso prepariamo già dei piatti. Io ho usato questo piatto di plastica bello grande per mettere le graffe sopra. Andiamo a infarinare con abbondante farina, non deve essere poca farina, altrimenti quando le andiamo a sollevare abbiamo problemi. Adesso andiamo a formare le graffe napoletane cosiddette a orecchie di coniglio, incrociate le due punte proprio che formano un orecchio di coniglio. Andiamo a prendere l'impasto, lo schiacciamo in questo modo e andiamo a chiudere in questo modo le estremità. Pronta, la mettiamo sul piatto
Adesso mettiamo le graffe in un ambiente caldo. Quando saranno lievitate il doppio del loro volume, sono pronte per essere fritte. Come vediamo, le graffe sono raddoppiate, se non triplicate di volume. Prepariamo anche l'olio per la frittura. Quando l'olio ha raggiunto la temperatura di 165 gradi più o meno, graffe pronte, olio pronto, prendiamo una spatola, le solleviamo per intero, le mettiamo all'interno dell'olio. Quando hanno raggiunto questo colore possiamo girare. Ragazzi, guardate che spettacolo, il righino bianco indica che la cottura e la lievitazione sono perfette. Andiamo a aromatizzare zucchero extra fine, perché al palato è molto più piacevole dello zucchero normale. Andiamo ad aromatizzare con vaniglia e un po' di cannella, se volete anche qualche goccia di limone e arancio. Adesso andiamo a zuccherare le graffe, guardate che spettacolo. Come vi dicevo, il righino bianco indica una perfetta cottura. Adesso andiamo a spolverare con una piccola dose di zucchero a velo. Ragazzi, io vado ad assaggiare bella calda, perché questa va mangiata calda. Mm. 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 Ragazzi, una morbidezza unica. Abbiamo visto che con pochissimo impasto abbiamo realizzato 9 graffe grandi, sono anche belle grandi, 100 grammi a porzione. Ragazzi, mi raccomando, non vi rimane che iscrivervi ai miei canali social Simone Esposito Pasticcere. Ciao ciao!